Ben, eccoci insieme anche oggi per salutare una new entry tra i nostri ospiti, lo facciamo con piacere, Gianpietro Napol, che è il presidente della Federazione dell'Ordine degli Ingegneri del Veneto, la FOIV, stimolato a essere qua da un tema di grande attualità, quella del rischio idrogeologico. Ma prima di arrivare al tema della puntata, spieghiamo cos'è la FOIV. Allora, la Federazione degli Ordini Ingegneri del Veneto è una libera associazione costituita nel 1974, per cui quest'anno noi compiamo la bellezza di 40 anni, e costituita proprio per portare, diciamo, una voce unica e univoca, soprattutto alla Regione, che è il nostro interlocutore principale. Ovviamente la vostra articolazione attualmente è su province. Esatto. Sparendo quasi le province, voi rimanete articolati così o? Ma allo stato attuale delle cose abbiamo ancora conferma che dovrebbero rimanere gli ordini provinciali. In prospettiva non si sa, può essere anche che vengano aboliti gli ordini provinciali e resti solamente appunto un ordine regionale. Allora, arriviamo al tema, la difesa idrogeologica. Voi ingegneri vi sentite un po' sul banco degli imputati o no? Beh, non esattamente, se non in quanto ingegneri che operano sul territorio e quindi che hanno progettato e realizzato interventi edilizi anche abbastanza consistenti in questi ultimi 50 anni, insomma, ecco. Però in una situazione complessiva che non era quella attuale. In una situazione che non era quella attuale, certamente. Va però detto che secondo me le cause e le responsabilità vanno cercate altrove, nel senso che la categoria degli ingegneri è fatta proprio per cercare di risolvere i problemi quando si pongono. Le cause, la causa principale soprattutto è i cambiamenti climatici che si sono verificati in questi ultimi anni, nel senso che adesso ci sono dei fenomeni che hanno dei tempi di ritorno talmente brevi e che possono verificarsi anche a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, mentre prima avevano dei tempi di ritorno molto più lunghi sull'ordine delle decine d'anni. Ecco, ma secondo lei le cosiddette bombe d'acqua sono la causa o sono la goccia che fa traboccare un vaso? Beh, questo è quello. Traducendo, eravamo già in difficoltà a prescindere dalle bombe d'acqua come sistema di difesa idraulica? Eravamo già in difficoltà, nel senso che non ho finito la risposta di prima, perché volevo dire una seconda causa è sicuramente il ridursi, diciamo, del cosiddetto tempo di corrivazione, no? Il tempo di corrivazione che è praticamente il tempo che una goccia d'acqua quando cade sul terreno arriva, diciamo, a quello che poi è il collettore che la porta verso il mare, no? Un fiume, un canale, insomma. E quindi la velocità dell'acqua. La velocità dell'acqua, tradotto per semplicità, insomma, ecco. E quindi costruendo, usando quel termine cementificazione, si è diminuito diciamo, la capacità di assorbimento del terreno, di conseguenza appunto l'aumento della velocità dell'acqua, e questo fa sì che l'acqua arrivi più rapidamente e quindi che ci sia un volume d'acqua che magari prima non c'era, che questi corsi d'acqua dopo devono smaltire. Ecco, ma usando un termine che ha usato lei, cementificazione, se nell'opinione pubblica il pensiero corre immediatamente all'edilizia, devo dire che in questo ci sono anche gli ingegneri, allora, tra virgolette, corresponsabili. È cambiata anche la cultura vostra negli anni recenti. È cambiata anche la nostra cultura, indubbiamente, nel senso che, ad esempio, adesso viene richiesta proprio per legge anche la valutazione di quella che è cosiddetta la varianza idraulica, no? L'invarianza idraulica.
nel senso che si pone molta più attenzione a che l'acqua non defluisca o confluisca diciamo, all'interno dei corsi d'acqua, ma che in qualche maniera venga raccolta e venga smaltita più lentamente. Ecco. Questa è uno. Ecco, lei che in particolare è un ingegnere edile, voglio dire, questo probabilmente 30 anni fa era un problema che non ci si poneva. No, questo esattamente era un problema che prima non ci si poneva. Va anche detto dopo che ci sono anche altri problemi, tipo la mancanza un po' di manutenzione dei corsi d'acqua, soprattutto perché noi ci troviamo che cresce la vegetazione all'interno degli alvei, anche dei fiumi più grossi, più grandi, e dopo con la prima piena magari gli alberi, le piante vengono sradicate, vengono trasportate dall'acqua, si fermano contro le pile dei ponti, fanno barriera e di conseguenza possono provocare anche l'esondazione del corso d'acqua stesso. Insomma. Nel frattempo sono nate anche alcune specializzazioni ingegneristiche che probabilmente anni fa non c'erano, tipo gli ingegneri ambientali, gli ingegneri idraulici. Sì, nel senso che adesso c'è una maggiore attenzione alla ecocompatibilità. Diciamo che ingegneria idraulica è una delle scienze più antiche dell'ingegneria, insomma, adesso rientra nella cosiddetta ingegneria civile ambientale, mentre prima c'era una suddivisione in specializzazioni un po' più settorializzate. Ecco, ma tagliando un po' con l'accetta, possiamo dire che una volta la cultura dell'ingegneria idraulica era quella di trasportare l'acqua il più velocemente possibile al mare per diciamo, evitare gli allagamenti in città. Oggi invece, ad esempio, si è scoperto che è più utile tenerla nel territorio proprio per evitare quel problema di valanga d'acqua che arriva nel ricettore. Lei dice bene, nel senso che le ultime teorie, tra virgolette, sono proprio orientate a costruire questi cosiddetti bacini di laminazione che non sono altro delle grandi casse di espansione, diciamo, per questi corsi d'acqua, in modo che parte dell'acqua che viene raccolta a monte possa trovare sfogo, diciamo, in determinate zone e quindi non andare ad accumularsi per allargare le zone a valle. Anche perché poi l'acqua trattenuta ha una funzione di autodepurazione, ci sono anche degli aspetti di carattere ambientale, diventano aree umide. Insomma, diventano delle aree umide, esatto, ha detto bene. E questi sono aspetti che l'ingegneria insomma, qualche anno fa non valutava. Dal suo punto di vista, visto che il Veneto è oggettivamente una regione all'avanguardia dal punto di vista della difesa idrogeologica, pur insomma, avendo avuto degli episodi gravi anche sul nostro territorio, lei giudicherebbe un territorio sicuro quello Veneto? Non mi sento assolutamente di dire che il territorio veneto è un territorio sicuro, in quanto che è un territorio invece altamente fragile, perché teniamo presente che la nostra regione va dai monti al mare. Lei arriva da Vittorio Veneto, con un passaggio collinare piuttosto consistente, diciamo, al centro, e soprattutto la zona collinare, per non parlare anche della zona montana, è soggetta a fenomeni di frane, quindi particolarmente critica da un punto di vista idrogeologico, insomma, mentre la zona della piana purtroppo è critica invece dal punto di vista della possibilità di allagamento e di esondazione dei corsi d'acqua, anche perché la nostra è una regione con una rete idrografica molto consistente, insomma, ecco, quindi anche per un verso è una fortuna, pianura sotto il livello del mare, quindi. Esattamente, è anche sotto il livello del mare, sì. E dico, appunto volevo dire che per una parte è una fortuna avere una grande quantità d'acqua, insomma, per il discorso di irrigazioni, eccetera, eccetera. Per l'altra c'è anche il rischio purtroppo che questi corsi d'acqua, se non adeguatamente regimati, possano esondare. Ecco, un'altra cosa che spesso noi dimentichiamo è che ampie zone del Veneto, tipo il Polesine o il Veneto orientale, cioè non esisterebbero se non ci fossero le idrovore che costantemente prosciugano quei territori, tornerebbero ad essere acquitrinosi.
Voi chiedete anche alla Regione una cosa particolare, la redazione di un master plan delle portate e delle criticità dei corsi d'acqua. Sì, in Ma non quanto... esiste già? No, esiste uno studio fatto dall'ingegner Dal Paos che si occupa proprio di questi aspetti. Noi però vorremmo fare un approfondimento ulteriore anche alla luce, diciamo, di questi eventi calamitosi di questi ultimi tempi, no? Per questo abbiamo costituito un gruppo di lavoro di 14 nostri colleghi ingegneri idraulici che è coordinato dal collega Ermanno Gaspari, attuale presidente dell'Ordine di Belluno, ma già ingegnere capo del Genio Civile di Belluno, quindi reputa persona particolarmente preparata in proposito, che dovrebbe appunto evidenziare proprio nel dettaglio, nello specifico, quelle che sono le criticità dei corsi d'acqua, in modo tale che dopo la Regione possa individuare le priorità e avviare, diciamo, i progetti di conseguenza e successivamente i lavori, insomma. Altra cosa che voi dite è che la tassa ambientale, che sono circa 47 miliardi all'anno in tutta Italia, diventi una tassa di scopo proprio per la difesa idrogeologica. No, lo dovrebbe essere è già una tassa di scopo. Il problema è che di questi 47 miliardi se ne sono destinati relativamente pochi per arginare, diciamo, questo fenomeno, diciamo, delle alluvioni e delle criticità da un punto di vista idrogeologico, insomma. Cioè, purtroppo gli eventi sono sotto gli occhi di tutti, li vediamo appunto in televisione ogni giorno. Adesso sembra che il sottosegretario Del Rio finalmente abbia detto che il governo intende sbloccare alcuni miliardi proprio per far fronte a questi problemi, insomma, ecco. E soprattutto sganciarli dal vincolo del patto di stabilità. Grazie a Gianpietro Napoli, che ricordo essere il presidente della FOI, Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto. Siamo partiti dal rischio idrogeologico, speriamo di averla ancora ospite. Grazie. Per poter affrontare altri temi legati alla vostra categoria, che è una categoria particolarmente articolata. Insomma, io figlio di ingegnere navale, poi sono particolarmente sensibile. Grazie, alla prossima. Grazie a voi.